Palla nella mischia, ci prova di testa e arriva un super gol da parte di Diana. 1-0, il primo gol di questa stagione 25-26 per il Bitonto. Esplode di gioia il Palapansini. Scambio per Brunigna, subito sulla destra, Diana in avanti alla ricerca di Lusileia. Sull'asse Diana, Lusileia, arriva il 2-0 del Bitonto. Esplode di gioia nuovamente il pubblico neroverde. Torma prende campo l'estremo difensore, attenzione qui a Ghilardi che c'era arrivata. Coppari, ancora Bovo, avanza Bovo, riesce nello scambio, c'è Coppari, attenzione, difesa spiazzata, super parata di Torma. Del laterale c'è la conclusione di Borgessa, ancora intervento provvidenziale da parte di Lilla Torma. Finisce dunque il primo tempo tra Bitonto e Kickoff, il risultato è 2-0. Retropassaggio con un po' di difficoltà, ma ci arriva lo stesso la sfera. Adesso ottimo inserimento per Ghilardi, calcia Birardi. La formazione biancorossa reduce del pareggio 2-2 in casa del Molfetta. Altra gara interessante. Nel frattempo Diana gestisce Brunigna, Nicoletti, ancora Brunigna, riesce ad uscirne in qualche modo il Bitonto. C'era un'ottima circostanza qui, vince Coppari. Attenzione, il triangolo riesce, Coppari, calcia Coppari, arriva l'intervento da parte di Torsileia e dunque Ghilardi, Cenedese. Ghilardi prende campo, la mette in mezzo per Lusileia, tu per tu col portiere, calcia Lusileia. Si riparte in contropiede con Teani, la vince Cenedese senza commettere fallo. Attenzione, 3 contro 2, calcia qui Greco, intervento ancora di Pepe. Si riparte da questo corner, c'è Ghilardi. Cosa ha fatto Greta Ghilardi su calcio d'angolo? Un bolide partito dalla distanza che va a perforare la porta di Pepe lì sulla sua sinistra. Pepe, sono lunghe le due squadre, ne approfitta la Kickoff, palla sul secondo palo e arriva il gol di Baldassarri. 3-1, accorcia le distanze la formazione di Capitan Bovo. Pallo, si continua a giocare, palla in avanti, attenzione Nicoletti, calcia Nicoletti, respinge Pepe. Ora Bovo, Baldassarri, Gabri, s'accentra Gabri, calcia Gabri, respinge Torma, poi arriva la conclusione. Ghilardi subito per Diana, attenzione qui a Lusileia. 4-1 quando mancano 4:29 alla sirena che andrà a decretare la fine di questa partita. Gol altrettanto pesante, si prende tutta la squadra sulle sue spalle. Palla in avanti, attenzione alla porta sguarnita, Lusileia. Arriva in ritardo Pepe, Lusileia firma il 5-1 e va ad ipotecare questa partita. I 3 punti per il Bitonto di mister Guarino, trascinatrice di questo Bitonto. Attenzione qui Lusileia, recupera la sfera, porta sguarnita ancora una volta, Lusileia non finisce mai. Lusileia show al Palapansini. 6-1, 2:54 al triplice fischio. Battaglia qui Donadoni, la vince Ghilardi, attenzione ancora contropiede, la palla qui sul secondo palo, respinge Pepe, non ancora finita negli ultimi minuti con Lusileia. Tanto il palo da parte di Grieco e arriva il suono della sirena, il triplice fischio, inizia al meglio il cammino del Bitonto di mister Guarino, un sontuoso 6-1.